Il voto referendario segna uno spostamento a sinistra nel capoluogo, ma senza effetti determinanti in vista delle elezioni amministrative, e la lettura del senatore veneziano Raffaele Speranzon, segretario regionale di Fratelli d'Italia. Nessun timore, noi siamo convinti che il candidato del centrodestra e delle liste civiche Simone Venturini sia la migliore risposta possibile che i veneziani possono dare per garantire a Venezia un futuro importante. Secondo Speranzon, la partita si giocherà su programmi e candidati più che sugli effetti del referendum. In generale nelle città più sono grandi tende a prevalere, tendono a prevalere le forze politiche un po' di sinistra più che di centrodestra. È uno degli elementi sui quali ovviamente anche Fratelli d'Italia sta facendo le proprie analisi per capire le ragioni, comprendere quali sono le ragioni per cui i cittadini scelgono programmi, politiche diverse rispetto a quelle che noi proponiamo. E intanto, dopo lo scossone romano, le dimissioni e il caso Santanchè, il segretario regionale di Fratelli d'Italia rassicura: nessun rimpasto né possibilità di crisi di governo. No, possibilità di crisi del governo assolutamente no. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto un richiamo al Ministro Santanchè ad avere la stessa sensibilità istituzionale che hanno dimostrato Bartolozzi e Del Mastro con le loro dimissioni.